Ritorna l'assistenza medica estiva per i bambini del Tigullio, coordinata dalla Croce Verde di Chiavari. Il prezioso servizio di guardia pediatrica all'8ª edizione è stato riaperto il 16 giugno e proseguirà tutti i festivi e prefestivi, Ferragosto compreso, sino al 2 settembre dalle 9 alle 19. Insieme alla ASL 4 sono 7 i comuni partner dell'iniziativa. Chiavari, San Colombano, Levi, Carasco, Ne, Lavagna, Casalza Ligure, ovviamente con il patrocinio dell'ASL e del 118 perché noi collaboriamo con loro per questi interventi. Un servizio, dicevamo, prezioso per il territorio. Negli anni scorsi la provincia l'ha sostenuto e continua a patrocinarlo. Si ringrazia la provincia per questo patrocinio perché dà ovviamente un'immagine e una vicinanza che la Croce Verde ritiene molto utile. Le visite in ambulatorio per residenti e turisti dei comuni sostenitori del progetto, Chiavari, Lavagna, Levi, Carasco, Casalza Ligure, Ne e San Colombano Certenoli, sono gratuite. A costi contenuti e con finalità benefiche invece per chi arriva da altri centri. Solamente per i comuni che partecipano, per gli altri comuni che non hanno partecipato sono 30 euro presso l'ambulatorio in Lago Casini 10 a Chiavari. Svolgete anche visite domiciliari? Visite domiciliari solamente, come dicevo prima, dei comuni che hanno aderito al progetto perché giustamente il servizio viene svolto in questo modo alla cifra simbolica di 30 euro che poi verrà devoluto in beneficenza per un progetto che i medici stanno elaborando proprio in questi giorni. Il servizio, graditissimo alle famiglie, è importante presidio sanitario estivo per i più piccoli, è organizzato e ospitato dalla Croce Verde in Largo Casini 10 a Chiavari. La guardia medica pediatrica è coordinata dal dottor Nicola Ullman nell'ambulatorio della Croce Verde di Chiavari, dove tutti i fine settimana, sino al 2 settembre, si alterna un pool di specialisti. Come pediatri siamo 7 specialisti che abbiamo dei turni chiaramente per coprire tutti i weekend e i festivi e prefestivi e il servizio si svolgerà che il medico sarà qui dalle 9 del mattino alle 7 di sera in maniera continua a prestare servizio, abbiamo detto, sia ai residenti che ai turisti che avranno bisogno del nostro servizio. Ogni estate sono circa 300 i piccoli pazienti della Guardia Medica Pediatrica della Croce Verde di Chiavari, che riceve anche molte telefonate allo 0185 322 422 da genitori in cerca di consigli sanitari. Quali sono i problemi più frequenti dei bambini visitati all'ambulatorio di Largo Casini 10? Le problematiche principali sono quelle decisamente più frequenti in pediatria e durante il periodo estivo, e quindi problematiche dermatologiche, quindi più legate alla pelle, respiratorie o gastroenterologici. Avete comunque contatto anche con i medici di pronto soccorso in caso di urgenze? Sicuramente sì, siamo in diretto contatto sia con l'ospedale di Lavagna che con il pronto soccorso del Gaslini di Genova, quindi per qualsiasi cosa che non sia gestibile dal punto di vista ambulatoriale siamo i primi a contattare l'ospedale e eventualmente a metterci d'accordo per poi mandare il bambino presso il pronto soccorso. Oltre alla provincia patrocinano il progetto, sostenuto anche dagli albergatori di Chiavari e Lavagna e dall'Associazione Amici di Simone Tanturli, il Comune di Zoagli, la Società Economica di Chiavari, l'Istituto per il Baliatico, il Secolo XIX e Radio 19.